Notizie di mercato, Alfredo Pedulla. Buonasera Pedulla, benvenuto, ben ritrovato da Hollywood a Roma, passando per Milano. Ciao Alfredo, un'altra bella giornatina di calciomercato, raccontaci tutto, buonasera, benvenuto, buonasera. Poi tavolo tecnico. Ma diremo altre cose. Intanto, per come si era messa già la settimana scorsa, la vicenda Musa-Napoli è una vicenda che non si è sbloccata perché il Napoli non ha accettato queste condizioni al rialzo, siccome il Napoli ha la possibilità di fare altri centrocampisti indipendentemente da Anghissà, che in questo momento non è sul mercato, anche perché non è arrivata un'offerta plausibile. Il Napoli ha giocato con le carte in mano e non le ha restituite al Milan. Non ti dico definitivamente, ma siamo verso una fumata grigia tendente al nero. Dopodiché Bonni, la contropartita tecnica dovrebbe essere Sebastiano Esposito, viaggia veloce verso l'Inter, chiaramente bisogna formalizzare, è l'attaccante che aveva chiesto Chivu perché lo ha allenato e lo ha voluto. Sebastiano Esposito ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026, quindi non può andare in prestito, dove dovrà rinnovare, troveranno la formula, l'operazione è da 23-24 milioni, il Napoli è sempre più su Ndoye, dopo quanto abbiamo raccontato ieri, un'operazione da 40 milioni, poi andranno dal Bologna, c'è in mezzo Beuchi, ma approfondiremo durante la trasmissione. Alfredo, approfondiremo. Per legarmi al Napoli, noi dobbiamo ripetere quello che stiamo dicendo da un po' di tempo, a fronte di comunque tanti nomi che vengono fatti, che sinceramente alcuni a me neanche risultano, perché il Napoli ha l'accordo totale con Ndoye e adesso incontrerà il Bologna. Andrà dal Bologna e dirà: io ti offro 40 milioni per Ndoye, poi ti offro 30 milioni per Beukema, quindi ti offro 70 milioni. E il Bologna dovrà decidere cosa fare, perché comunque sia Beukema che Ndoye hanno l'accordo con il Napoli, sono riconoscenti al Bologna, hanno fatto bene al Bologna, hanno speso parole al miele nei riguardi del Bologna, però si capisce bene, vai a giocare in Champions, vai con tutto il grande rispetto che ho per l'italiano a giocare con Conte. Il Bologna sta già lavorando su alcuni sostituti, per esempio piace Van Bommel, che ha le stesse caratteristiche di Ndoye, è un figlio d'arte, classe 2004, che gioca in Olanda, il figlio di Mark Van Bommel, ma lui in questo momento vuole aspettare. Per l'attacco piace Pinamonti, quindi il Bologna anche sta seguendo dei difensori all'estero. Sono i tre nomi che il Napoli vuole perseguire e infatti il terzo nome è Darwin Núñez, devo ripetermi, ma sono questi i tre nomi e da questi tre nomi non ci dobbiamo scostare fin quando non arriveremo a una determinazione, perché il Napoli ha un'agenda di 10-15 nomi, tu hai aggiunto ieri un altro nome per gli esterni, che è un nome che sicuramente può essere molto valido. Non ci discostiamo da questi nomi perché Lucca il Napoli lo può prendere in qualsiasi momento. Come abbiamo più volte raccontato, il Napoli però vuole regalare un altro grande colpo per l'attacco, poi Anghissà e Lobotka non ci sono offerte. I nomi sono quelli, poi sul terzino destro vedremo se si riaprirà la trattativa con il Siviglia per Sanchez. Il difensore centrale è stato proposto Skriniar, ma la priorità è Beukema, poi arriverà un altro esterno offensivo e la squadra andrà avanti secondo quelle che sono le caratteristiche, il lavoro di concerto tra la società e l'allenatore che sta procedendo nel migliore dei modi. Io credo che da qui a 24-36 ore con il Bologna, almeno su una delle due sponde, mi riferisco a Beukema e Ndoye, almeno una delle due, se non entrambe, il Napoli vuole chiudere entrambe le operazioni, possiamo andare definitivamente a Dama. È il mercato del Napoli, lo sapevamo con la conferma di Conte, avvocato De Cintio, però davvero questi fanno seriamente, ma in questo momento sembra esserci un abisso tra il Napoli e le altre. Diciamo che il presidente De Laurentiis ha messo a disposizione un budget non indifferente e lo ha dichiarato subito dopo la conferma di Conte. Io credo che il Napoli con queste premesse possa competere a livello europeo assolutamente con le prime in Europa, e credo che stia facendo molto assolutamente sul serio. Io non mi priverei mai sinceramente di Lobotka e di Anghissà, che ritengo essere due centrocampisti fantastici di quantità e di qualità, e che in qualsiasi squadra, in qualsiasi top club europeo farebbero grandissime cose. Quindi io voto per questo Napoli guidato da Conte e manterrei i centrocampisti assolutamente, perché ritengo che la vera forza del Napoli quest'anno siano stati proprio loro. Sì. Su tutti Anghissà ha fatto secondo me un campionato eccezionale. Montemurro? Concordo con De Cintio, anche perché credo che De Laurentiis voglia fare qualcosa di più importante che vincere il campionato a questo punto, quindi anche perché a Napoli manca una Coppa Campioni, non venne neanche al periodo di Maradona, quindi credo che sia il regalo più grande da fare ai napoletani a questo punto, dopo lo scudetto. Dino, Zampacorta, stiamo volando un po' troppo in alto oppure... Credo proprio di sì. Dobbiamo abbassare le ali? E comunque io veramente faccio un applauso a Antonio Conte, perché riuscire a convincere De Laurentiis a aprire il portafoglio e tirar fuori tutto quello che serve
io credo che solo lui lo possa fare, perché ovviamente è una mia presupposizione. A fine campionato gli ho detto: vieni qua, mi fai la squadra, se no vado via domani mattina. E lui si è detto: faccio la squadra, scusa. E non è una cosa semplice, perché ci hanno provato anche gli altri prima, ma non ci è riuscito. E poi evidentemente sono bravi a fare i conti, perché nel momento in cui dici allora andiamo ai quarti, andiamo agli ottavi, andiamo in finale, guarda, rientrano tot, spendiamo tot, alla fine costi ricavi utili. Adesso bisogna però mantenere, però insomma, da qui a dire che di vincere la Champions, io glielo auguro, ci mancherebbe, però è complicato. la vedo un po' complicata, anche perché generalmente non è con i grandi nomi che si vincono i campionati. È vero che o si vince la Champions addirittura, è vero che il Paris Saint-Germain ha fatto storia, no? Questa per me era la squadra con meno nomi degli ultimi 10 anni, non è che ha vinto, ha stravinto, ciò significa che vince il collettivo, ma il Napoli c'è il collettivo, perché c'ha Conte, i presupposti ci sono tutti. Ben ritrovati fratelli e sorelle del tifo azzurro, io sono il vostro reporter di fiducia e oggi qui su Notizie Napoli Calcio Ufficiale abbiamo 3 notizie che scuotono l'ambiente Napoli. Parliamo di un accordo ormai definito per un rinnovo chiave, di un'operazione caldissima in entrata, un attaccante da sogno e del primo addio ufficiale della nuova era Conte. Iscrivetevi, lasciate un like e tenetevi forte perché il Napoli è in piena rivoluzione. Boom Napoli, accordo raggiunto, rinnovato, arriva un altro portiere. Tifosi del Napoli, ecco una notizia che molti aspettavano da settimane. Alex Meret resta a Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport Italia, è tutto fatto per il rinnovo biennale del nostro portiere, che ha detto sì al progetto targato Conte Manna De Laurentiis. Meret firmerà la prossima settimana, mettendo nero su bianco il suo impegno fino al 2026 con la maglia azzurra. Una decisione fortemente voluta anche da Antonio Conte, che ha chiesto certezze tra i pali, ma non vuole regalare nulla a nessuno. E qui arriva la seconda parte della notizia. Il Napoli è pronto a chiudere anche per Vanja Milinković-Savić, portiere del Torino e della nazionale serba. Un portiere esperto, con fisico imponente e una clausola rescissoria da 19,8 milioni di euro. Il piano del Napoli è chiaro: 2 portieri titolari che si giocano il posto. Non ci sarà un numero 1 fisso e Meret è stato già informato di questa strategia. Conte vuole competizione vera e il reparto portieri non farà eccezione. Si lavora con il Torino per abbassare la richiesta economica inserendo una contropartita tecnica. Ngonge potrebbe finire in granata e questo potrebbe sbloccare l'affare. Scelta condivisa da tutta la dirigenza. Tra Champions League, Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, il Napoli vuole affidabilità tra i pali, senza dover mai rischiare nulla, e la competizione interna può solo aumentare il rendimento. Tifosi, che ne pensate di questa doppia mossa? Meret e Milinković-Savić, siete d'accordo con la scelta di Conte? Napoli, Darwin Núñez, trattativa viva. Romano, ecco cosa serve per chiudere. Attenzione perché il nome che sta facendo battere il cuore ai tifosi azzurri è uno solo, Dramatic, Darwin Núñez. L'attaccante uruguaiano del Liverpool è il grande sogno per l'attacco del Napoli e la trattativa è viva e attivissima. Classe 1999, 191 cm di potenza pura. Darwin Núñez è uno di quei nomi che farebbe sognare qualsiasi tifoseria. E ora, amici miei, la nostra. Fabrizio Romano, nel suo ultimo aggiornamento su YouTube, ha parlato della situazione tra Napoli e Liverpool, svelando dettagli importantissimi. I contatti sono continui, c'è apertura da parte del giocatore, che ha messo in stand-by le offerte arabe per approfondire il discorso con il Napoli. Le parti si parlano ogni giorno, ma serve pazienza. Si tratta di una trattativa complicata, lunga. Non ci saranno sviluppi immediati. Il Liverpool infatti non fa sconti. Il club inglese ha investito più di 80 milioni di euro per lui nel 2022 e ora vuole monetizzare il più possibile. Ma attenzione, il Napoli, secondo diverse fonti, è disposto a spingersi fino a 55-60 milioni, tra parte fissa e bonus. Un investimento storico, ma che De Laurentiis considera possibile, soprattutto con la Champions e i nuovi sponsor in arrivo. Anche l'agente del giocatore è in trattativa costante con il club azzurro. Darwin, da parte sua, ha dato il suo assenso al progetto Conte, affascinato dall'idea di essere il punto di riferimento offensivo di una squadra in piena crescita.
Conte vuole una punta che faccia salire la squadra, che attacchi a profondità, che lotti in aria e trasformi in oro ogni pallone. E Darwin è quel profilo. Non sarà un affare che si chiude in pochi giorni, servirà tempo, ma il Napoli è in prima linea e il giocatore è intrigato. Se si trovasse l'accordo con il Liverpool, potrebbe diventare il colpo dell'estate in Serie A. E voi? Firmate subito per Darwin Núñez o preferite un attaccante già rodato in Italia? Commentate sotto. Arriva il primo addio. Dopo tante notizie in entrata, è arrivato il momento di salutare un calciatore. Si tratta di Rafa Marín, giovane difensore spagnolo arrivato lo scorso anno da Real Madrid. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'affare con il Villarreal è ai dettagli. Il difensore centrale, classe 2002, partirà in prestito oneroso da 1 a 1,5 milioni, con diritto di riscatto fissato tra i 12 e 12,5 milioni. Una cifra che consentirebbe al Villarreal di valutarlo con calma e decidere poi il riscatto definitivo. Il camp spagnolo lo aveva già cercato a gennaio, ma ora le condizioni sono maturate. Con l'arrivo possibile di nuovi difensori, Rafa Marín non avrebbe trovato spazio nel 3-5-2 di Conte. Il difensore è considerato una promessa importante, ma Conte vuole difensori pronti subito, esperti, abituati ai ritmi intensi. Il prestito al Villarreal diventa quindi un'occasione di crescita per Rafa e un'operazione intelligente per il Napoli, che mantiene il controllo sul suo cartellino. Tifosi, lo avreste tenuto un altro anno o siete d'accordo con questa scelta? Facciamo un attimo il punto, amici azzurri, perché qui si fa sul serio. Kevin De Bruyne, già a Napoli. Marianucci, talento per il futuro. Meret, rinnovo biennale in arrivo. Milinkovic-Savic, trattativa viva. Darwin Núñez, l'obiettivo numero 1 in attacco. Gutiérrez, Girona, contatti caldi. Rafa Marín, primo addio. Il mercato è solo all'inizio e Aurelio De Laurentiis, in tandem con Giovanni Manna, vuole costruire una corazzata degna di Conte. Il messaggio è chiaro, il Napoli non partecipa, vuole vincere. Dite la vostra, commentate qui sotto, tifosi veri. Rinnovo Meret, scelta giusta o no? Darwin Núñez, si può chiudere davvero? Rafa Marín, lo avreste tenuto? E quale altro colpo vorreste vedere in maglia azzurra? Attivate la campanella, iscrivetevi al canale e lasciate un super like se amate questi colori. Ci vediamo prestissimo con nuovi aggiornamenti perché il calciomercato azzurro è appena iniziato. Forza Napoli sempre!